Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. La Sicilia piange ancora morti sul lavoro. 3 braccianti di Adrano di rientro dalle serre perdono la vita in un gravissimo incidente nel Siracusano. Altri 3 operai morti tra Monreale, Caltanissetta e Augusta. Shock e lutto cittadino ad Adrano fino a domani, giorno dei funerali delle vittime di Carlentini, e ne parleremo tra poco in diretta. Intanto vedete il porto come centro di un imponente traffico di cocaina proveniente dal Sud America. 6 arresti, sequestrati beni per 7 milioni di euro. Tonnellate di rifiuti e plastica dati alle fiamme nella zona di Faro Biscari a Catania, preoccupazione per la nube nera visibile da tutta la città, evacuata anche una scuola. Arriva a Palermo il timore per l'occupazione dei lavoratori STM. Questa mattina manifestazione davanti alla Regione, vogliamo chiarezza sul nostro futuro, urlano sindacati e lavoratori. L'amore tra astrologia, psicologia e comicità con Giuseppe Sorgi in Io Vergine, tu pesci. Dopo 2 anni di sold out in tutta Italia, lo spettacolo arriva in Sicilia. Calcio, ancora salva la panchina di Dionisi a Palermo, manca il sostituto e la società prende tempo per l'esonero. In Serie C il Catania, dopo i 6 risultati utili consecutivi, punta al Crotone per la svolta decisiva. Ancora ben trovati. Ieri il gravissimo incidente che è costato la vita a 3 braccianti agricoli di ritorno su un mezzo dal loro lavoro, dalla loro giornata di lavoro nelle serre del Siracusano. Ci sono anche feriti e poi è stata una giornata di altre morti sul lavoro. Certamente in questo momento c'è una comunità sconvolta, che è quella di Adrano nel Catanese. Sono infatti di Adrano le 3 vittime di ieri appunto a Carlentini, e per sentire quello che sta accadendo in questo paese appunto sotto shock c'è per noi Luca Ciliberti, con il quale mi collego. A te Luca. Grazie Roberta. Adrano è una comunità ferita, una comunità in lutto da ieri nel primo pomeriggio. Ieri nel primo pomeriggio infatti gli braccianti erano in un minivan da 9 posti, viaggiavano tutti insieme di ritorno dopo essere andati a lavorare nella zona di Francofonte per raccogliere le arance. Ritornavano in zona Carlentini, si sono scontrati con un furgone, per 3 di loro non c'è stato nulla da fare, sono morti, altri invece, un altro è gravemente ferito e si trova ricoverato ancora in ospedale con la prognosi riservata alle vittime. Allora, si tratta di Rosario Lucchese, pensate, aveva appena 18 anni e soli 3 giorni di lavoro da bracciante alle spalle, andato a lavorare perché la compagna attende ancora un bambino e quindi è incinta. E poi Salvatore Leanza, 54 anni, tragico destino per la famiglia Lanza. Il figlio, che lavorava come bracciante agricolo qualche anno fa, è rimasto ferito in un incidente stradale, è rimasto invalido ed è stato costretto a emigrare in Germania. E poi Salvatore Pellegriti, 56 anni, quasi al termine della sua vita lavorativa, avrebbe voluto ritirarsi da lì a breve. Insomma, una comunità a lutto che si è raccolta stamattina in consiglio comunale, nel quale il sindaco ha voluto un minuto di silenzio. Allora possiamo vedere le immagini, l'intervista al sindaco e anche l'opinione dei sindacati che puntano ancora il dito sulle condizioni di lavoro dei braccianti agricoli. 1/3 di questa città vive di bracciantato, 1/3 di questa città è cresciuta grazie all'umiltà e grazie alla forza di volontà di queste persone che ogni giorno girano in tutta la Sicilia e anche in Calabria per guadagnarsi un tozzo di pane. Quindi è il DNA della città e siamo sconvolti per quello che è successo. Come funziona questo mondo? Come funziona? È un mondo che un po' tutti facciamo finta di non conoscere. Si alzano la mattina alle 3, possibilmente affrontano anche 2 ore di viaggio su questi minivan. L'autista
è uno dei lavoratori agricoli che mette manodopera anche tutta l'intera giornata, quindi sostanzialmente non ha un riposo vero e proprio. Oggi la corsa al ribasso, all'appalto, al subappalto, lo subappalto del subappalto, alla fine chi paga è sempre l'anello più debole della catena. Ci vogliono più controlli. Le salme non sono ancora rientrate in paese, i familiari sono a Carlentini per il riconoscimento dei corpi, dovrebbero rientrare qui ad Adrano le 3 vittime proprio nel pomeriggio. Non ci sarà camera ardente, saranno tutti riaccompagnati ognuno nelle proprie case per il dolore dei parenti. Domani invece qui il paese è a lutto già da ieri, domani ci saranno i funerali presieduti da Monsignor Renna proprio qui ad Adrano. Intanto nelle ultime ore è spuntata una testimonianza di un avvocato che stava recandosi a Siracusa ed era proprio dietro il furgone che ha investito il minivan. Testimonia questo avvocato che non ci sarebbe stato alcun sorpasso, così come ipotizzato nelle varie ricostruzioni precedenti. Sembrerebbe invece che il furgone abbia scoppiato una dei pneumatici e abbia girato, ovviamente invaso bruscamente la corsia opposta, causando così questo drammatico incidente. Quindi insomma adesso tutte queste ipotesi sono al vaglio ovviamente della magistratura, mentre la Sicilia piange altri 3 morti sul lavoro. Sono 3 vittime appunto che sono decedute, una a Monreale, una a Caltanissetta e un'altra ad Augusta. A te la linea, Roberta. Grazie a Luca Ciliberti. Adesso sentiamo la denuncia del magistrato di Cassazione Bruno Giordano che si esprime sul tema dicendo tra l'altro la Sicilia è il luogo dove c'è il maggiore tasso di lavoro nero e il minor numero di ispettori. In Sicilia il lavoro uccide nei campi, nei cantieri, sulle strade. È una strage permanente, quotidiana, che ancora una volta si cerca di nascondere dietro un incidente stradale, la disattenzione o peggio il caso. Ma nulla è un caso in una regione che ha il tasso più alto di economia sommersa e di lavoro nero e il tasso più basso di ispettore del lavoro e di ispettori della ASL. Il lavoro irregolare in Sicilia è diventato la regola. Quindi il lavoro illegale è consentito, accettato e soprattutto indisturbato da chi invece dovrebbe assumersi una precisa responsabilità istituzionale. Mentre gli operai finiscono all'obitorio anziché tornare a casa, c'è chi continua a dichiarare frasi di cordoglio, a fare promesse senza avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Adesso voltiamo pagina. Il porto di Catania, al centro di un imponente traffico di cocaina proveniente dal Sud America. 6 le persone arrestate e sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro. Ricostruiti contatti con il clan Pillera Puntina, ma anche con le 'ndrine. La droga arrivava nascosta nei container della frutta. Adelaide Barbagallo. Fiumi di cocaina dal Sud America arrivavano in Sicilia via mare al porto di Catania per poi essere smistati in tutta Italia. Centinaia di chili nascosti all'interno di container carichi di frutta. Le indagini dei finanzieri sono partite dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, esponenti di spicco dei clan mafiosi degli Strano di Montepò e dei Cappello di Catania, che hanno indicato il porto etneo come punto di snodo di una intensa attività di narcotraffico dove operavano affiliati al clan Pillera Puntina. Un primo sequestro di droga avvenuto nel 2022 ha fatto emergere contatti anche con l'Andrina calabrese. 6 le persone arrestate e sequestrati denaro e beni per un valore complessivo di 7,7 milioni di euro. Il sistema andava avanti da anni ed era particolarmente oleato. Una volta giunto in porto e scaricato sulla banchina, il container con la coca veniva poi trasportato alla zona industriale nel deposito della società di gestione dei servizi portuali. Qui i destinatari della droga dovevano pagare una percentuale del 30-40% della quantità importata
portata per il servizio reso. Sono stati così individuati Angelo Sanfilippo, condannato nel 2010 per narcotraffico, e uno dei 3 figli, Melino Sanfilippo, entrambi dipendenti della Società Europea Servizi Terminalistici, in attività al porto di Catania. Dalle indagini è emerso che Angelo Sanfilippo avrebbe avuto rapporti con soggetti ritenuti legati al Campillera Puntina, in particolare con Angelo Di Mauro, già condannato per associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Restiamo a Catania, tonnellate di spazzatura e plastica dati alle fiamme. Nella zona di Faro Biscari, fumo nero visibile da tutta la città. È stata evacuata anche una scuola. C'era per noi Tonino De Mana. Una colonna di fumo alta e densa visibile da tutta la città per un vasto incendio di rifiuti e materiale di scarto che per ore ha tenuto impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine impegnate a disciplinare il traffico e ad occuparsi anche dell'evacuazione della scuola Dusmet Dorie di via Playa. Mattinata infernale a Catania dove ignoti hanno dato le fiamme tonnellate di spazzatura accatastate in diverse fabbriche dismesse, divenuto ormai terreno di nessuno e da sfruttare per scaricare materiale di ogni tipo. Fumo nero generato dall'alta quantità di pneumatici, plastica, paraurti, cruscotti di auto e guaine lasciate dagli immancabili predatori di metalli. Aria resa irrespirabile dalle fiamme che hanno indotto i carabinieri a fare evacuare una scuola, distante in linea d'aria poche decine di metri. Abbiamo chiamato tutti i genitori in modo che i bambini potessero tornare a casa, il plesso verrà chiuso chiaramente per motivi di sicurezza. È un piano di evacuazione ordinato? Sì, certo, noi facciamo delle prove ogni anno. Genitori e nonni che accorrono a scuola. Ho chiamato mia figlia di prendere il bambino perché aveva scoppiato con un incendio. Poi mia figlia lavorava, non poteva venire, mi ha chiamato me, sono andato a prendere mio nipote. Tanta la paura. Certo, un motivo c'è. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell'incendio. Pochi giorni fa avevamo documentato anche noi la discarica in via dello Strettoio, denunciando la sua pericolosità. Purtroppo siamo stati profeti inascoltati. E da una discarica all'altra andiamo ad Acate, una discarica a cielo aperto verrà finalmente bonificata, e tutto questo dopo anni e anni di denunce ma anche di sequestri senza seguito. Sentiamo Gerry Italia. Un'immensa discarica a cielo aperto a pochi metri dalla strada tra serre, agriturismi e aziende agricole. Una ferita aperta nel territorio d'Acate dove da anni si interrano rifiuti di ogni genere, eternit, fitofarmaci, reti da pesca, pezzi di barche e persino documenti provenienti dalle ASP di Catania e Siracusa. Tra i rifiuti più insoliti anche balle di carta triturata che sembrerebbero essere banconote mandate al macero. Rifiuti che lì non dovrebbero neanche esserci, abbandonati in un'area che ospita alcune delle più grandi aziende florovivaistiche della zona e pozzi di acqua utilizzata per irrigare le serre. Questa discarica era stata sequestrata 4 anni fa dopo le denunce del Comitato Terre Pulite, ma lo scarico abusivo non si è mai fermato. Oggi finalmente qualcosa si muove. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie, rispondendo all'ennesimo sollecito, ha effettuato un sopralluogo e ha stabilito l'alta pericolosità del sito, imponendo al sindaco di Acate un'immediata bonifica che consenta alle autorità di proseguire con le indagini. Trattasi di un fosso profondo circa 10 metri, forse anche di più, scavato probabilmente con enormi mezzi meccanici. Considerate che all'interno di questo fosso giacciono da più di 3 anni rifiuti speciali non bene identificati, ma che certamente hanno una tossicità elevatissima. In questi 4 anni la natura, giustamente e legittimamente, oserei dire io, si è riappropriata del proprio territorio, per cui ha coperto questo enorme fosso con un manto verde, per cui il pericolo è assolutamente celato. Le indagini dovranno chiarire chi ha trasformato questa terra in un'enorme discarica abusiva e se il problema riguarda anche altre zone del territorio. Intanto la comunità attende risposte e soprattutto garanzie che questo scempio non si ripeta. Un traffico illecito di rifiuti scoperto a Torretta, alle porte di Palermo. 3 persone domiciliari, accertato lo scarico senza autorizzazione in un terreno di 500 tonnellate al mese di scorie speciali pericolose, con un guadagno illecito di 20.000 euro mensili. Sequestrata l'area abusiva e i 3 autocarri che depositavano i rottami. Allo scandalo degli esami istologici in ritardo, che vive un nuovo capitolo. Dopo gli ispettori della Regione arrivano quelli del Ministero. Maglio Viola.
Dopo gli ispettori regionali arrivano quelli ministeriali all'ASP di Trapani. Lo scandalo dei referti istologici in ritardo, sui quali sono state aperte 2 inchieste dalle procure di Marsala e di Palermo, è ormai un caso nazionale. Recuperato il ritardo sui 3.308 esami rimasti nei cassetti, è ormai acclarato che circa 170 referti positivi tumorali sono stati notificati con un ritardo che è arrivato fino a 8 mesi. Secondo la relazione degli ispettori regionali, la situazione però è complessa e le responsabilità sono tante. Gravi carenze gestionali hanno portato alla sottovalutazione del problema, ma c'è una classe medica dell'ASP che non si impegna, sempre secondo gli ispettori. Ad anatomia patologica i medici sono sotto organico, ma quelli che ci sono lavorano poco per effetto di un palese sottodimensionamento del carico di lavoro, dice la relazione. Secondo la Società Italiana di Anatomia Patologica, ogni dirigente medico dovrebbe eseguire almeno 2.500 diagnosi l'anno, ma nel 2023 e nel 2024 quelli dell'ASP di Trapani hanno effettuato da un minimo di 500 diagnosi a un massimo di 1.700, ben al di sotto degli standard stabiliti dalla loro stessa associazione di categoria. Ora tocca agli ispettori ministeriali, che però non si limiteranno a Trapani. La loro visita riguarderà anche Palermo per verificare se l'allarme lanciato proprio da Trapani, così come raccontato dal manager Ferdinando Croce, sia veramente caduto nel vuoto e se ci siano responsabilità anche del controllore regionale. E intanto ci arriva notizia che l'indagine all'ASP di Trapani degli ispettori inviati dal Ministero è in corso proprio in questo momento, e noi sul caso dei ritardi torneremo proprio dopo il nostro telegiornale nello spazio di approfondimento Sicilia 24 Focus con Lorena Dolci. Infatti dialogheranno il deputato Giorgio Mulè, che per primo ha presentato un'interrogazione sul caso, il segretario della UIL di Trapani Maccaddino e il vice segretario del PSI Nino Oddo. Anche in streaming sulla siciliaweb.it potrete vedere la trasmissione e inviare i vostri messaggi di testo al numero WhatsApp 342 7455 005. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, al grido di vogliamo chiarezza, la protesta dei lavoratori, dei sindacati per STM da Catania si è spostata oggi a Palermo. Sentiamo. L'industria siciliana non può sparire! Presidente, è un settore strategico la microelettronica! Cassa integrazione per circa 2.500 lavoratori, nubi sul futuro e nessuna risposta concreta dall'azienda. Esplode la rabbia dei lavoratori dell'ST Microelectronics di Catania. Questa mattina la manifestazione davanti Palazzo d'Orleans a Palermo. Tema della protesta: chiedere un intervento alla Regione Sicilia sulle prospettive industriali e occupazionali del sito etneo. Sveglia all'alba, partenza da Catania verso Palermo per chiedere, soprattutto per ottenere risposte sul loro futuro lavorativo, che fino a qualche mese fa era roseo ma che invece adesso rischia di complicarsi. Abbiamo bisogno di certezze e chiarimenti, dobbiamo uscire da questo limbo. Non sappiamo nemmeno il futuro che si preventivava abbastanza roseo per la nostra azienda, invece oggi il futuro è più incerto e quindi siamo parecchio preoccupati. Abbiamo creduto nelle promesse di sviluppo, nei grandi investimenti annunciati e oggi ci troviamo a dover lottare per avere certezze occupazionali, ribadiscono lavoratori e sindacalisti. Questa azienda ha ricevuto tanti finanziamenti pubblici che dovevano portare sviluppo e migliaia di posti di lavoro in più, per detta dello stesso ministro che è stato a Catania a maggio. Adesso invece l'azienda si presenta alle parti sindacali annunciando un piano di risparmi. Chiaramente noi non ci stiamo. Vogliamo lavorare! E adesso voltiamo decisamente pagina, cambiamo argomento con il teatro. Si parla d'amore coniugando astrologia, psicologia, comicità nello spettacolo del comico e scrittore palermitano Giuseppe Sorgi. Io Vergine, tu pesci, in grande successo in tutto il paese, arriva finalmente in Sicilia dal 21 marzo. Sentiamo Eva Spampinato. Arriva la Vergine, si trova il sex toys elettrico che fa dai, no, la Vergine.
Nessuno ci crede, ma tutti lo leggono. L'oroscopo è un argomento che appassiona e divide. L'astrologia, una disciplina antica e affascinante. Se associata al mondo dell'Eros, poi il gioco è fatto e le freddure servite. Acquario, il segno dei sex toys. L'acquario che su tutti i libri trovate il segno naturopata, il segno New Age, che ha i chakra. È quello che fa lo spettacolo del comico e scrittore palermitano Giuseppe Sorgi, Io Vergine, Tu Pesci, il 21 marzo al Teatro Ambasciatori di Catania e il 22 al Golden di Palermo. Parlare d'amore coniugando astrologia, mitologia e comicità. Il grande psicologo Carl Gustav Jung, con disprezzo di Freud, sosteneva che ad ogni segno corrispondessero delle pulsioni psicologiche. Ecco, quali? Lo spettacolo è tratto dal suo omonimo libro e Sorgi lo presenta per la prima volta in Sicilia dopo aver collezionato 28.000 spettatori nei teatri di tutta Italia. Noi affronteremo questo viaggio con molta ironia, infatti è uno spettacolo sconsigliatissimo alle persone permalose. Tra una battuta e l'altra lo show mette insieme le suggestioni dell'astrologia con la profondità del mito. Sullo sfondo un'analisi psicologica seria dei caratteri legati ai segni zodiacali attraverso cui il pubblico si identifica. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e torniamo con l'ultima parte dedicata al calcio. Siamo al calcio e rebus in casa Palermo sul futuro di Alessio Dionisi. Ieri sembrava certo l'esonero dell'allenatore, ma al momento mancherebbe il suo sostituto, il servizio di Marco Gullà. Alessio Dionisi resta sulla panchina del Palermo, almeno per ora. Nonostante il lungo confronto tra Palermo e Manchester, la società non ha ancora deciso di esonerare il tecnico. Dopo la sconfitta in rimonta contro la Cremonese da 2-0 a 2-3, le riflessioni sul possibile cambio sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e anche nella mattinata di oggi. Ma la situazione è rimasta invariata. Il club e il City Football Group hanno valutato attentamente le alternative, ma senza trovare un accordo su un eventuale sostituto. Andrea Azioli, contattato ieri, ha detto no. Molti allenatori non sono convinti dalla durata dell'incarico, ovvero fino al termine della stagione. Beppe Iachini, invece, avrebbe dato il suo assenso, è disponibile ad allenare fino a fine campionato. Per quanto riguarda gli altri allenatori sondati, Vivarini e Aquilani sono scesi nell'indice di gradimento. Liverani e De Biasi sono rimasti sullo sfondo. Le call, le interlocuzioni e soprattutto gli scambi di informazioni con i rappresentanti del City Group proseguono in maniera serrata, ma al momento nulla è escluso. Domani intanto la ripresa degli allenamenti a Torretta. Chi ci sarà a guidare la squadra? Adesso la Serie C con il Catania forte dei 6 risultati utili consecutivi che si lancia verso il finale di stagione. Domenica contro il Crotone, quarto in classifica, un'ulteriore verifica. Marco Carli. 6 risultati utili consecutivi da una parte, 4 dall'altra. Catania-Crotone, lunch match della prossima domenica, è una partita di peso che potrà ulteriormente dare il senso dei progressi rossazzurri. Già perché i calabresi nell'ultimo mese hanno collezionato 3 vittorie e un pari e l'ultimo scalpo si chiama niente meno che Cerignola. Longo ha fatto un bel lavoro dopo un inizio difficile e contro Murano, Gomez e soci il Catania si ritroverà davanti un test probante, a cui arriva reduce dal momento migliore della stagione, con la società che nel frattempo prova a programmare il futuro, con Zarbano in cima alla lista come direttore generale. Intanto c'è il campo, ci sono i risultati e quella voglia che accomuna entrambe le squadre che si affronteranno domenica al Massimino: arrivare ai playoff nel miglior modo possibile. Toscano lo ripete come un mantra e allora si coccola i ritorni e li tutela, come fatto con Stoppa nel derby, e magari immagina la qualità che lui insieme a Jimenez e Dal Monte possono dare al gioco etneo condita dagli strappi di Lunetta, un lusso che finora era rimasto solo sulla carta, il tutto in attesa di inglese. Il Catania viaggia verso il rush finale, il Crotone dirà già se la velocità di crociera presa nelle ultime gare può diventare una costante fino alla fine. Ed è tutto, Sicilia 24 finisce qui, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Vi lascio adesso il nostro focus curato dalla collega Lorena Dulci. A tutti un buon pomeriggio.